Eccoci qua cari amici, appassionati di auto storiche, guardate un po' il colpo del sabato mattina, guardate, avvistamento, ho visto il sedere di questa auto e ho detto qua devo entrare in questa officina, eccola qua, bellissima Fiat 124 Special del 1970, appartiene qua al signor Luciano e l'ha sempre avuta da quando l'ha presa, ha solo 72.000 km, fa parte della famiglia Fiat 124 che è nata, mi sembra, è andata in produzione dal 66 al 74 e la Special, da quello che ho capito, è andata in produzione nel 1968 se non sbaglio. Poi ci penserà qua il nostro amico Max Antonio a darci un po' le dritte, eccola qua, Si tratta di un bellissimo conservato, auto del 1970, solo 72 km, appunto è del signor Luciano, eccola qua, adesso ve la faccio vedere, bellissima. Una cilindrata di quasi 1438 cm3. Adesso vi faccio vedere gli interni, cerchi personalizzati, eccola qua ragazzi, appassionati di auto storiche, il colpo del sabato mattina. Guarda qua caro Max, amici appassionati del canale, solo 72.531 km, tappetini originali, guardate, profumo di vintage, c'è tutto, suo bel fascino, eccola qua. Questa auto diceva appunto che può arrivare anche ai 130 km/h, tutta originale. Adesso la faccio vedere anche il davanti, con i suoi bei 4 fari, eccoli qua. Appassionati di auto storiche, Non so fino a quanti anni è stata in produzione la Special, comunque è una gran bella auto. Eccola qua, mi piace molto questo colore che mi ricorda un po' l'auto di un mio vicino di casa quando abitavo nel condominio in città, aveva più o meno quest'auto qua, almeno il colore era la Fiat 124, non so se era la Special, forse era più una terza serie, ma il colore era questo proprio, Eccola qua, appassionati di auto storiche, officina qua del bravissimo Luciano. Adesso vediamo un po' se ci fa vedere qua come si dice il motore. Mi fai vedere il motore? Me lo apri il cofano, grazie. Eccola qua, appassionati di auto storiche, così portiamo a casa quello che offre la strada, Guardate un po' qua da un trattore così, eccolo qua, bravissimo. Te come ti chiami? Riccardo. Riccardo, te ti piace questa auto? Sì, ah, ecco, eccola qua. Il motore non ha mai avuto problemi? D'altronde 72.000 km, è nuova ragazzi, Eccola qua ragazzi, spettacolo, guardate un po' del tempo qua. Segna ore del tempo, grazie Riccardo, sai? Adesso mettila pure dentro, adesso arriva il tuo papà, eccola qua ragazzi, appassionati di auto storiche, saluto un po' tutti gli amici del canale, saluto il pubblico femminile con Lucia, Giovanna, che siamo nel Veneto anche qua, solo che siamo nella parte del Vicentino, saluto Alessia, saluto Daniela dalla Calabria, saluto una mamma che mi ha scritto per il suo figlio di 9 anni che guarda i miei filmati, ecco. Adesso non mi ricordo il nome perché è un nome un po' straniero, ecco, non mi ricordo, comunque dai, insomma, spero che capisca a chi mando i saluti, eccola qua, E saluto chiaramente Demis, Manuel da Taranto, tutti appassionati della Fiat 124, eccola qua, ecco qua, spettacolo. E con questo cari amici vi ho fatto vedere un po' il tutto,
Guardate un po' ragazzi, Fiat 124, ve l'ho fatta uscire, ecco. Con questo vi saluto e niente, insomma, amici del canale, saluto Maurizio Brancato, anche Antonio da Salerno, Roberto Gialdi, tutti quelli che mi scrivono sul canale, Lorenzo da Voghera, eccetera eccetera, Rubino, adesso quello di ragazzo di Imola che ha detto che dobbiamo incontrarci a mangiare qualcosa, eccetera eccetera. Ragazzi, più di così non posso fare. Spettacolo. Tra l'altro stavo andando in montagna qua da mio zio e guarda caso, insomma, conoscono mio zio, per cui ha portato bene anche questo rap. Ciao a tutti, saluto anche il contadino di Roveredo. Spettacolo! Ciao a tutti, viva la 124 Special!